Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine molto utilizzato nel napoletano ed è anche una delle parole che i non napoletani chiedono con maggiore insistenza ai napoletani di spiegare e illustrare. Il termine è abbabbiare. Con abbabbiare si indica il confondere o raggirare una persona convincendola a fare una cosa che altrimenti non farebbe in nessun modo. La radice dovrebbe essere un supposto volgarismo latino, babbius, che è la stessa radice di babbeo, o vuol dire sciocco. Abbabbiando una persona tu la raggiri e quindi c'è una transazione dal verbo al soggetto di turno, che in questo caso è la persona abbabbiata, ovvero raggirata. Un classico esempio di una persona che viene abbabbiata c'è nel famosissimo film Yotò, in cui vende la fontana di Trevi a un turista americano. Quello, per esempio, è un classico, veramente classico esempio di abbabbiare, direi praticamente da manuale. Detto questo, io vi saluto, vi auguro buona serata, ci rivediamo presto per una nuova puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brin!